Per pochi istanti Orero ha fatto un salto nel tempo, agli anni in cui le comunità dell'entroterra erano vive e popolate e dove gli eventi principali di un borgo, come una nascita o un battesimo, non erano così eccezionali. Domenica scorsa 2 piccolini, Filippo e Nicola, hanno riportato la vita nella piccola frazione della Fontana Buona. Se la valle è alle prese con il dramma dell'abbandono e dello spopolamento, c'è chi torna nei propri luoghi d'origine per ravvivare l'amore verso la famiglia e le tradizioni. È accaduto nella chiesa di Sant'Ambrogio di Orero, dove Ambra e Roberto Arata hanno battezzato i loro gemelli, nati lo scorso giugno. C'è un lungo filo, d'altra parte, che porta indietro nel tempo. Nella chiesa sono stati infatti battezzati Roberto, il fratello sacerdote, Don Claudio, e il primogenito della famiglia, Pietro. Non è una cosa da poco, insomma, quando la vita torna a illuminare un piccolo comune dell'entroterra. Ho visto questi anni, anche prima, sfogliando il registro, che i battesimi in questi 5 anni, almeno qua per la parrocchia di Orero del nostro entroterra, sono stati 5 battesimi. Io ho abituato anche a Cuba ogni mese a celebrare appunto il battesimo di 5, 6, 7 bambini. Per me qua è tutto diverso. Grande la gioia dei genitori di Filippo e Nicola e di tutta la comunità di Orero. La famiglia di mio marito è appunto di Orero ed è un segno di attaccamento comunque alla tradizione e alla famiglia, e quindi ci piaceva rinnovare questa tradizione. Il battesimo è il primo passo dei nostri bambini nella famiglia della Chiesa e quindi è una gioia comunque immensa. Il fatto poi che mio fratello sia prete è sicuramente un'emozione in più. Dopo 9 mesi di lavoro nella missione interdiocesana a Cuba, Don Claudio ha fatto rientro in Italia con il grande desiderio di rivedere tutta la famiglia. Con proprio questo desiderio grande di vedere, di conoscere i nipoti e oggi di celebrare con loro il dono del battesimo, il sacramento del battesimo.